Non mi tiene più il manfrotto. Occhio CP, occhio, guarda, mollo la fotocamera. Vedi? Beh, ehi là. Cioè, vedi? No, che fa? Mi tocca fare il reso del mio manfrottino. Guarda che roba, pazzesco. Per carità, col Sigma dice ha un certo peso, però è sempre quello utilizzato. Sto diventando ciccione. Ciao, smetti di fumare dopo. Comunque, spam. Intanto le fotografie che c'erano su Amazon di questo prodotto devono averle fatte degli YouTuber, perché se vai a vedere sembrano dei bei pacchettoni grandi, no? In realtà sono dei mini picciolini così. Cosa sono? Cosa sono ste robe? Sti pacchettini qua, cosa sono? Delle sorte di essiccatori che servono sia per rimuovere gli odori, sia che siano profumi, sia che siano puzze, e anche l'umidità. Non mi ricordo, erano scaglie di cos'era, bambù, non mi ricordo cosa. Bambù arcoa attivato. Anyway, tra parentesi, in ogni caso, questi ciappini vengono utilizzati all'interno di armadi, frigoriferi, io li metterei anche sotto al letto, voglio dire, e per ricaricare, dicono, bisogna metterli al sole per almeno un'oretta. Aspetta che vediamo se riusciamo a fare una cosa utile a molti. Dicevamo prima, no? Vedi questa sfera del manfrottino, questo è il mini cavalletto della manfrotto. Cosa succede? Tu devi premere questo pulsante per girare la sfera. Adesso però la sfera si gira molto facilmente, cioè non è dura, quindi la fotocamera, tac, con un minimo di lente cade immediatamente. Pertanto io direi, diamo una chiamata ai signori qua. Ti informiamo che questo numero è riservato esclusivamente ai privati. Se sei un distributore o un'azienda, no, non sono un distributore di benzina. Il no. 800 No. 057 500. Siamo spiacenti. Il nostro servizio è attivo da lunedì al giovedì dalle 9 alle 17. Da lunedì al giovedì, che peccato. Peccato Italia, vabbè, rifaremo. Aspetta che arriva brutta gente, nascondo la fotocamera. Che voglia di fancazzismo. Niente, ho sporcato di brutto il sensore. Adesso vediamo cosa riesco a fare, se ho pennellini, roba del genere. Credo che poi per verificare come è stata fatta la pulizia ti devi mettere a inquadrare praticamente un foglio bianco con sufficiente luminosità nella stanza o nella situazione, nel contesto dove sei, e lì vedi cosa c'è ancora. No, sono talmente basso che non mi vedo. Importanti esperimenti scientifici. No, quella. Sì, dai! No. Dai! Dai! No. Mi fa schifo. Ma come fa a farti schifo? È chiusa? Ma che lavori? Vai, ma che leggi le istruzioni? Dai, tira! No, che ho schiacciato un pulsante qui. In informatica si fa così, si spegne e si riaccende, hai capito? Hai preso poca rincorsa! No, così dovrebbe essere meglio. Per un pelo! Registrare io? Zappa, Ok. registra tu. Tieni con due manine. Bene. Una qua, bravo. Scarsa fiducia nei piloti anni 80. Porca miseria. Allora, prendo la traiettoria, mi concentro, sento com'è il vento, così. Non c'è vento, perfetto, ok. Quindi posso andare, scaldo i motori, ok? 3, 2, 1, vado! Amore bello, cane bellissimo! Sei felice perché ho pulito la fotocamera? E non si vedono più tutti i peluchetti dentro? Mamma mia, che brutto che sono, proprio brutto. Ma è per compensare la bellezza del CP, vero CP? Sì, ci compensiamo. Siamo un po' come lo yin e lo yang, il Shinano e il CP. Il bello e il brutto, il buono e il cattivo, eccetera, eccetera. Stanno arrivando gli ex colleghi che dobbiamo andare fuori a cena, cioè volevamo andare fuori a cena. E come passatempo provo a aggiustarmi un attimo il manfrottino, vediamo che cavolo ha. Ah no, Italia, fermi tutti. Hai un cavalletto, il mini manfrotto, che ti cade giù perché la fotocamera è troppo pesante, quindi ti cade la fotocamera, lo vedi che non ha più il grip che aveva all'inizio. È semplicissimo, praticamente smonti solo la prima parte, ok, quella che tiene
nelle gambette, vedrai che ci sono delle viti a forma di stella un po' strane, però insomma ci sono tanti cacciaviti che nei vari kit hanno tutte queste punte. Pertanto una volta trovata la punta tu altro non devi fare che serrare queste 4 viti, vedrai che non si muoverà più. Guarda, già adesso era una lasca, vedi, è durissimo. Adesso le chiudiamo comunque tutte bene bene e tanto poi si muove solo premendo il pulsantino. Probabilmente col tempo, vibrazioni, urti eccetera si sono allentate, insomma nulla di che. Tu dagli, eccola, una bella stretta, stando attento a non esagerare, nel senso che non spanni le viti dopo, ok, altrimenti sei fottuto. Questa cosa te la fai una volta sola nella vita, dopo non la farai mai più. Ok, ora puoi montarci una fotocamera da 10 kg tranquillamente, perfetto. Sì, la cosa magari un po' più difficile è solo avvitare queste 3 vitine che tengono le zampe. Stesso discorso, più stringi anche questa parte sotto e più dure saranno le zampe ad aprirsi e chiudersi. Oh, finalmente è tornato, anche perché come facevo senza il mio monfrottino. Guarda i miei colleghi capitalisti, che macchine, porca troia. Ma non te le siamo tirati qua? No. Scusa, vecchi qua no, su che altra da antichi sì. Sembri Qatar coi a rate. Sì, no, aspetta, perché adesso abbiamo un Max incazzato che adesso ci darà carne perché ci siamo fermati a bere e abbiamo perso, esatto, ma il senso della ragione è così, cioè proprio è una vergogna. Italia, non so che cazzo ho preso, ma sono ubriaco, ho scelto la cosa più strana che c'era. Si muove anche, c'è il terremoto, guarda che si muove. Oh signore, è che ieri devo parlare del lavoro e mi fa tornare su il stress. Guarda i colleghi in versione mascherina. Ma si vede bene, sì? Sì. Cioè, oggi faccio le prove dei SUV, altro che dei camper. Prove SUV. Oh, guarda che spettacoli di posti, San Donà di Piave. Sì. Wow, altro che Miami ciupa. Vice. Si è ritirata proprio su col discorso aperitivi San Donà di Piave. Cioè, insomma, non c'è un morto in giro, però i bar sono strapieni. No, ma la toppa che c'è a San Donà, guarda ragazzo, se c'è vita ragazzi, ottobre. Fatto sta che c'è questa nuova ordinanza che dopo le ore tot non possono più darti da bere, quindi noi siamo qua in giro, esatto, con questa sorta di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ossia la parte alcolica che contrasta con la realtà che è questo analcolismo imposto. Ma neanche alle partite Roma-Napoli, cazzo, tutta sta poesia qua. Ma sì, non in tutti i locali c'è sta cosa. Ok, aggiornamento, se ti siedi puoi bere, se stai al banco no. Ho capito. Eccolo! Oh, baby,